era nel territorio veneto, trevigiano in particolar modo. Oggi Bonanni, che ha parlato delle riforme di Renzi, annunciando tra l'altro tutta una serie di iniziative di contestazione o comunque di proposte di modifiche che cominceranno dalle prossime ore. Sentiamo Bonanni e poi commentiamo insieme. Parte da Mogliano il monito di Bonanni al governo sulle mancate risorse della cassa integrazione che colpisce anche il Veneto. I presidi, dice, anche per le centinaia di migliaia di lavoratori veneti e trevigiani. Puntiamo ad istituzioni più sobrie, dice il leader della CISL, che tuona anche contro l'improduttività nel pubblico impiego e approva il taglio annunciato da Bitonci sui dipendenti a spasso durante l'orario di servizio. Lui ha gli strumenti per agire contro i lavativi, li ha gli strumenti, li utilizzasse. Se lo fa avrà il nostro applauso. Lo sta già facendo Bitonci, è il sindaco di Padova. Quindi deve fare nome e cognomi e quindi se la vede con nome e cognomi. Renzi inizia a stringere alleanze con chi condivide il progetto di unità europea, il resto è chiacchiera e perdita di tempo, ha concluso Bonanni parlando di progetti di lavoro concreti per i giovani. Ci vorrebbe un disegno unitario, cioè non ci convince una cosa così fatta a spizzichi e bocconi, perché i giovani nella pubblica amministrazione sono importanti, perché loro possono ben gestire il digitale. Cardiello, poi sentiamo Zanon e Squizzato. Sì, io mi trovo un po' a disagio di parlare in forme così generiche perché poi si diventa schierati pro, contro. Però guardi quel titolo, è una cosa molto importante che riguarda anche voi oggi. Quindi... Certo, però la questione che io porrei è una questione di competenza, di merito, di buon funzionamento. Abbiamo delle macchine amministrative che non funzionano bene. Perché? Perché sono state in buona parte contaminate dalla politica, quindi questo è un problema grave, cioè alcuni sistemi hanno mostrato proprio il loro assoluto limite. Beh, il sistema a Venezia noi lo vediamo perché c'è stata un po' l'apoteosi della spesa incontrollata, il Mose ha mostrato fin dove si può arrivare e non solo il Mose, tutte le grandi opere stanno mostrando il lato oscuro di una spesa che è finalizzata a produrre denaro solo per dei circuiti interni. Il sistema clientelare ha... Cioè questa è la contaminazione che dice lei, un sistema clientelare? Sì, e non solo, perché le partecipate di moltissimi comuni, compreso il comune di Venezia e suppongo, conosco meno, anche i comuni limitrofi e altri in tutta Italia, sono contaminati dalla politica. Dov'è il merito nel momento in cui io scelgo le persone su un criterio che non ha niente a che fare con la capacità di affrontare e risolvere i problemi? Io scelgo le persone per afferenza politica e questo, come dire, all'inizio magari era una somma, si sceglievano persone competenti in più con l'afferenza politica, cioè di un partito, di un circuito. Adesso invece la scelta è solamente di tipo politico e lasciamo completamente fuori la competenza. Il risultato è che abbiamo persone che guidano macchine di cui non sanno neanche il funzionamento minimo e quindi il sistema non sta funzionando. Quindi io dico, la questione è proprio la... quindi a volte sono posti più che posti di lavoro, come diceva prima Gobbi. Diciamo che abbiamo 3.000 dipendenti a Venezia, ne abbiamo 1.000, 2.000, non so, a Padova. Ok, questi devono servire a far funzionare il sistema. Se queste persone ai vertici e poi ormai anche all'interno sono, come dire, scelte sempre più spesso per motivi non di competenza, queste persone non riescono a far funzionare il sistema. Poi dopo che succede? Che vediamo che c'è un eccesso di spesa, facciamo tagli, come dire, trasversali, irrazionali. Attenzione, le macchine devono far funzionare il sistema, il lavoro è il lavoro fuori. Quindi le 2.000 persone non sono posti di lavoro, sono persone che devono far funzionare bene un sistema che crea lavoro e dà servizi ai cittadini. Le partecipate devono essere efficienti. Se abbiamo delle partecipate che costano il 30, il 40% in più di altre equivalenti società di servizi, parlo di rifiuti, parlo di energia, parlo di acqua, allora evidentemente lì c'è un problema. Se ai vertici trovo sempre le stesse persone che circuitano da una partecipata a un comune, a un incarico politico, a un incarico in una commissione regionale, evidentemente c'è un problema. Queste non sono... Dov'è il curriculum vero? Quando una persona si forma dentro la politica è un costo. Se io prendo una persona incompetente, la metto dentro i circuiti politici e questa persona... Questa è la fotografia, la soluzione quindi qual è? La soluzione è semplice, decontaminiamo dalla politica e ritorniamo a una questione di competenza. Ogni persona che occupa una posizione bisogna chiedersi, sa fare quel lavoro? Lo ha imparato a spese nostre nei circuiti politici o è una competenza che porta lui e dona
al sistema. L'ufficio di presidenza della Camera ha respinto a larga maggioranza con il voto contrario di 3 esponenti del Movimento 5 Stelle, l'astensione di Cirielli e la proposta del Movimento 5 Stelle di sospendere temporaneamente le indennità ai parlamentari arrestati e a quelli sottoposti a procedura di decadenza per incompatibilità o ineleggibilità ai sensi della legge Severino fino alla cassazione delle misure cautelari. La Camera dunque continuerà a pagare, questo è il concetto, l'indennità parlamentare fin tanto che saranno titolari del seggio. Un cittadino semplice riceverebbe la paga mentre è in galera avendo compiuto un delitto? È una questione di buonsenso. Qui il Movimento 5 Stelle sembra che faccia delle cose straordinarie. Sì, ma è stata respinta però questa... Appunto, sta cercando di porre delle questioni semplici, ovvie, scontate, di buonsenso. Il problema è che il sistema è contaminato, quindi le scelte anche nel discorso, cioè nel momento in cui ho la persona deputata... Scusi, Claudio da Trieste ci scrive: la Boldrini ha salvato la casta dando il denaro a chi è in galera. Ci rendiamo conto cosa è accaduto questa volta? Questa è un'offesa alla democrazia, è un'offesa al cittadino. Attenzione un attimo. Candiello, le chiedo veloce, poi sentiamo Tiozzo e Gobbo. Allora, è lo stesso problema che poneva prima. Se io metto persone incompetenti, per esempio, a gestire la relazione nei circuiti europei, poi queste persone non portano a casa il denaro, perché noi adesso giochiamo sui dipendenti, giustamente, magari ci sono alcuni che lavorano meno, altri che sono in sovrappiù, d'accordo, ma se poi sugli aspetti grossi, quelli importanti, noi non mettiamo le persone di peso, le persone di peso non sono quelle con la tessera o quelle che sono lì in coda e quindi il partito li deve mettere. Sì, ma qui non ci vuole un premio Nobel a decidere questa cosa qua. Questo è buon senso. Uno deve... Qui parliamo di buon senso, non si pagano le persone quando sono, come dire, disonorevoli, e si mettono le persone per scelta di competenza, si guidano i comuni come grandi organizzazioni e quindi ci vogliono capacità, ma se le prime linee dirigenziali e le seconde forse anche oltre sono scelte non per competenza ma per altri principi, chiaramente non ce la faremo, perché le persone obbediscono ad altri principi. Così poi ha detto Di Maio: i cittadini stanno pagando lo stipendio a un politico agli arresti domiciliari e a tutti gli arrestati, i partiti danno lo stipendio ai parlamentari in galera, i partiti oggi hanno dato un pessimo esempio al Paese. Guardate, però il sospetto che mi viene quando si sente un po' questi discorsi è che si vada sul piccolo, non si guarda il grande. Parliamo di grandi opere, Parliamo dei costi standard della rivoluzione. Io credo che stiamo parlando di piccolo. Finisce in Costituzione, devono essere applicati. Sui costi standard benissimo, adesso vedremo l'applicazione, perché sappiamo differenze di spese regionali, vediamo poi le conseguenze, perché chiaramente quando faccio una misura dopo devo prendere le conseguenze. Se ci sono delle regioni che spendono 5-10 volte un'altra, poi bisogna fare una scelta politica e lì voglio vedere cosa succede. Detto questo, sì, ma non dipende dal Veneto. No, certo che no. Infatti su questo, per carità, il Veneto ha delle sue virtù, senz'altro ci sono. Quello che dico però, attenzione, stiamo lì a guardare, non so, la spesa piccola, questa cosa, dobbiamo farla per questioni di etica, perché dobbiamo imparare a essere precisi in tutti i contesti. Però attenzione che ogni tanto ci sfugge la spesona, tipo sulle grandi opere sono 375 miliardi di euro che il nostro Paese ha impegnato. Il Mose è una di queste. Abbiamo il Mose, le grandi infrastrutture, abbiamo una serie di operazioni, gli ospedali, sappiamo la questione, abbiamo ben presente che non è solo il Mose, cioè è tutto un sistema che nel Veneto è ben rappresentato, perché il Veneto è stato capofila negativo di un modello deteriore. E il crollo di tutta una classe politica è dovuto a questo. Grazie ai funzionari corrotti dello Stato. Funzionari a una politica, a un sistema, perché quello che è venuto fuori è che un sistema praticamente è come si chiamano, come la mafia, un sistema a delinquere, cioè una rete di persone che, controllori, controllati, politici, funzionari, esperti, perché poi ci sono anche le consulenze degli esperti. Allora questo sistema, attenzione però, ha mosso e sta muovendo tuttora una quota impressionante, che tra l'altro è a debito, perché parliamo di 375 miliardi di euro impegnati, di cui, previsti e per i quali abbiamo sottoscritto contratti, e noi li abbiamo visti alcuni di questi contratti. Vi faccio anche degli esempi un po' locali. Io sono di Venezia, c'era un inceneritore industriale, si voleva farlo partire, lì il contratto che stava per partire, per fortuna poi noi ambientalisti e anche i 5 Stelle siamo un po' impegnati, c'è stato un bel movimento in città per bloccare questa cosa, voleva essere un impegno per cui la regione avrebbe pagato anche se i rifiuti non arrivavano in quantità, perché tutte queste grandi opere non hanno rischio di impresa, non sono
non è un project financing nella dizione corretta europea o inglese, ma è realmente un project finance all'italiana, cioè io non rischio e tu mi dai i soldi sempre, tipo faccio l'ospedale, se non guadagno abbastanza, a canone tu mi devi risarcire. È un debito pubblico, abbiamo 2.000 miliardi di debito, sono altri 300-400 che scarichiamo sui nostri figli. Aspetti. Ecco sì, riguardo alle grandi opere voglio dire, non è che si possa dare la colpa alle grandi opere di per sé, perché le grandi opere in un paese moderno occidentale come il nostro ce n'è bisogno, il Mose, ce n'è bisogno di salvare Venezia, che poi ci siano dei ladri, dei truffatori, dei disonesti è un altro magari discorso. Se costava 2 invece di 5,5. Ma perché è costato 5? Perché ci sono i Sapete ladri, i com'è? truffatori 3 miliardi e disonesti. noi siamo lì a controllare 2 euro. La Salerno, Reggio Calabria non offriamo ma questo in Veneto, sì, ma perché noi siamo ma in infatti, Veneto. Ti ripeto, ma è un'opera, attenzione, è un'opera statale. Calma. Ma sono siamo opere, in Veneto, ma sono opere veneti, statali. sono opere Sì, sì, essenziali per la certo, modernizzazione certo. del paese, così come l'alta velocità, così come a mio parere, a parere di Forza Italia, sarebbe il ponte sullo stretto di Messina. Non possiamo dire perché siccome c'è la mafia, allora quei poveri cristi di siciliani ci devono mettere 1 ora, 2 ore a arrivare in Calabria, invece che metterci 1 minuto con un ponte di 3 chilometri che sarebbe stato fatto in tutti i paesi Ma chi ce li dà quei moderni. 400 miliardi? I 400 Siamo a miliardi debito. che lei dice che siano a debito, È scritto un rapporto sono- della Camera dei Deputati, perfetto, è un ma rapporto sono ufficiale del 2012, sono quindi forse è ancora investimenti cresciuto. e sono investimenti, non sono debito, No, soldi è buttati debito, via, buttati è in una debito ciminiera. pubblico, Certo, e ma sono nascosto. fatte, mi scusi, ma Prego. il PIL, la composizione del PIL è fatta anche dagli investimenti dello Stato. Beh, ma Quindi, sa che il nostro non è PIL è che siano inferiore, soldi forse non buttati sa via, se che è sono inferiore soldi al ci vuole debito una grande pubblico. opera, dice lei. ma più di una, Forse se vogliamo non sa- modernizzare, forse non sa se che- no l'agenda che- digitale che cos'è se forse non non una sa grande che il opera? nostro PIL è inferiore al debito Scusate, pubblico. se dopo lo Stato- Io tornerei su temi che presidiamo, perché altrimenti parliamo un po' come da bar, nel senso, allora, ad esempio, Vuole il tema del POS, No. perché era questo quello, Sì, l'artigiano, sì. quindi Sì, diventa torniamo un costo alla in più scala- per la sua piccola sì, impresa. ma questo sì, per esempio, torniamo alla scala regionale. Lei è stato presidente di Veneto Innovazione. Allora, parliamo di sviluppo, impresa. Anche di più, Sono anche è dimesso. stato anche E- assessore lui. Allora, e poi lei invece è consigliere e tutore in regione. Allora, la regione cosa sta facendo veramente per innovare? Lei è riuscita a ottenere le deleghe? Perché poi si è poi dimesso? Veneto Innovazione è un'agenzia veramente per lo sviluppo regionale oppure è autoreferenziale come molte delle realtà? Come troviamo il lavoro? Qua bisogna non hanno cambiare. ricevuto nulla. Ma non Però parliamo fammi finire il giro, dell'occupazione scusate, aspetti. e del Ma si sociale, trova non parliamo innovando, dell'occupazione non possiamo sociale. mica competere bassi Chiaro, come i cinesi. aspetti. E quindi sono queste, cioè vuol dire, è il vostro lavoro, l'avete fatto o no? Secondo me c'è qualcosa che No, non io gli torna. vivo del mio lavoro, quindi Dico, io il vivo suo del lavoro in mio Veneto Innovazione, Vivo il del loro mio lavoro in consiglio regionale, bisogna il lavoro della giunta. burocratizzare, Cioè, adesso ci sono tutta la programmazione regionale per i fondi europei che stanno arrivando, adesso siamo in ritardo, sono regioni europee che da 1 anno e mezzo che sanno esattamente cosa faranno, hanno già costruito i piani, noi dobbiamo ancora consegnarli. Quindi non capisco, siamo Aspetta una che delle lei- regioni allora, sicuramente anche migliori su in Italia. questo- C'è un anche su paradosso, questo siamo credo indietro. che ci sia- Ecco le competenze, ecco la capacità. Qui c'è un problema Non di che non classe ci siano le politica. competenze e La le classe capacità in politica Regione Veneto, guarda solo dentro di sé, che guardi fuori c'è la gente che deve lavorare, che è capace di fare cose molto avanzate. Siamo il secondo paese d'Europa manifatturiero, non siamo mica un paese qualunque, siamo secondi solo alla Germania, siamo una delle 4 economie principali dell'area europea non euro, vuol dire, ci giochiamo, stiamo qui a guardarci un pochino Chiaro, intanto dentro. fatto che la spesa della famiglia sia ritornata a quella del 2004 con una flessione del Ma infatti, 2,5%, no? attenzione. Perché poi queste nelle famiglie Torniamo sono a questo questi aspetto, conti. perché noi qua facciamo liturgie sulla politica, su Renzi quanto è bravo, quanto non è bravo, e in realtà nel frattempo il debito pubblico è salito, la spesa delle famiglie è crollata, ci sono dei segnali veramente drammatici e non stiamo facendo niente. E per fare un esempio, scusi un attimo, qui parliamo dei 30 euro, è l'ossessione del contabile. Monti ha fatto una serie di interventi e poi hanno continuato e adesso di nuovo Renzi. Attenzione che vi faccio l'esempio veneziano. 450.000 più 100.000 per lui, 550.000 euro sono stati consegnati di persona al sindaco di Venezia, il quale poi stava per transare, attenzione, con 15.000 euro. Voi provate a non pagare
le tasse su 500, cioè al di là del fatto che sia corruzione, non pagare su 550.000 l'IVA al 22, l'IRPEF, l'IRAP, tutte le tasse che... illecito l'accusa. Sì, ho capito, d'accordo, sì, pardon, ho sbagliato. Comunque provate a transare cifre di questo tipo e poi vediamo quanto vi senza entrare nel merito del... Oppure vi faccio l'altro esempio, Tremonti con Milanese, 4.000 euro, sì, ma è tra privati cittadini in nero, il ministro... Allora ministro dell'economia, l'appartamento a Roma 8.500 euro, sì, in nero. Provate voi a fare una cosa di questo tipo e lo vengono a sapere, vi chiedono giustamente IVA questo, quell'altro e poi vi fanno anche la causa civile o penale per quello che è. Qui siamo al paradosso, cioè andiamo sui 30 euro, sui 2 centesimi, 5 e poi ci dimentichiamo che ad esempio il Consorzio Venezia Nuova ha buttato, perché ha buttato fuori? Perché era senza controllo, quindi erano miliardi di spesa, l'ospedale di Mestre, Galan ha dichiarato 120 milioni li mettiamo noi, il resto li mette il privato. Ma che è 1 miliardo di euro di spesa spannata su 30 anni e altrettanto gli altri 6 ospedali in project financing, cioè stiamo ragionando sul piccolo e ci dimentichiamo il grande. Oppure il Comune di Venezia c'ha 1 miliardo praticamente di euro di debiti, i derivati fatti allegramente da Cacciari e Vianello ce li hanno lasciati e sono da 100.000, 200.000 euro, attenzione, cioè 200 milioni di euro, scusatemi, sono cifre impressionanti, quindi non stiamo lì sui 5 euro. Se permettete c'è una questione, allora l'innovazione è anche questo, il paese italiano è uno dei paesi a più grande capacità di produzione manifatturiera, ma deve innovare anche su questo. C'è la manifattura additiva, gli artigiani digitali, la stampa 3D, il nuovo mercato dei droni, ci sono queste cose dei sistemi di Arduino. Le stampanti a 3D, allora, c'è tutto questo nuovo mondo della manifattura che gli atomi e i bit si devono integrare. Questo è un tema che va presidiato, va aiutato, va incentivato, va sostenuto, bisogna consentire alle imprese di crescere. Io sono di Marghera, abbiamo avuto un modello passato, deteriore di massificazione chimica, come abbiamo la massificazione di tante altre cose, dei flussi. In quel caso ci può essere spazio per la nuova chimica verde, per le energie rinnovabili, magari negli aspetti che noi riusciamo a presidiare, perché ad esempio qui vi segnalo l'industria fotovoltaica è stata favorita e a un certo punto è stata distrutta di colpo, perché abbiamo consentito la distruzione delle nostre aziende. Adesso bisogna riprendere in mano, quindi una serie di elementi, attenzione. Siccome stavo anche finendo sul concetto del commercio che il dottor Pizzato parlava prima, io da sindaco ho cercato di riunire le grosse proprietà immobiliari degli uffici, cioè dei commercianti, dei negozi commercianti, delle attività artigianali, eccetera, che hanno ancora tuttora dei costi enormi. Allora, intanto le grosse famiglie che hanno questi immobili mi dicono no, non siamo noi personalmente, perché noi abbiamo una finanziaria, abbiamo una società che gestisce queste cose, quindi devi rivolgerti, quindi là sempre concetto economico, o serve o non serve, fino a quando non ci si renderà conto che dobbiamo abbassare, chi ha le proprietà deve abbassare, poterle dare in gestione con soldi minimi, cioè minimi o quantomeno sufficienti per quello che è, e far lavorare. Abbiamo già titoli di coda, le chiedo di essere velocissimo, poi abbiamo... Certo, io dico, cambiamo il modello, basta il massificato, basta il turismo da 20 milioni di persone che passano tutti in Piazza San Marco, distribuiamo il territorio, basta con la chimica impattante e inquinante, basta con queste mega opere super grandi, e ritroviamo una dimensione adeguata anche al nostro Veneto. Siamo cittadini, punto e basta. Ognuno vale paro, ognuno vale paro, ognuno vale paro.